Crociere. Quindi è un concorso che è cresciuto negli anni, sempre più ragazze si sono fidate di noi, hanno voluto credere nel nostro concorso, quindi hanno partecipato. Come potete vedere anche la nostra giuria è veramente numerosa e i nostri sponsor sono molto importanti. Presento quelli che sono gli sponsor di questa serata, ovvero Villa delle Rose che ci ha ospitato in questa bellissima location, i Fiori di Vera che come potete vedere omaggerà le nostre ragazze, Blue Black Milano che arricchisce le nostre ragazze con gioielli brillanti bellissimi, Idraulica Raniero che è uno dei nostri sponsor della serata e i bikini di Monique con i quali poi vedremo sfilare le nostre ragazze. Bene. Prima uscita valutata per le nostre ragazze in abito elegante. A voi signore e signori, le Miss di Miss Plumare. Miss numero 1 Jessica Gunder. Jessica ha 17 anni e la sua passione è la danza classica. Grazie Jessica, passiamo alla nostra Miss numero 2, Chiara Tognato. Il criterio di valutazione è nella scelta dell'abito e nel portamento di questa sera le nostre ragazze sono messe a dura prova perché la passerella è veramente complicata. Miss numero 3 Valentina Rossiello. Valentina ha 20 anni e la sua passione è la moda. Miss numero 4 Beatrice Surato. Beatrice ha 19 anni e la sua passione è l'equitazione. Come potete vedere tutte le Miss hanno una conciatura molto simile che è stata creata oggi pomeriggio approfittando per loro e per la serata dal nostro staff del backstage.
Camilla Gravazzo. Camilla ha 19 anni e la sua passione è il pallavolo. Miss numero 7 Angela Petrovic. Angela ha 19 anni e il suo sogno è quello di diventare una fotomodella. Ma lei l'ha messa giù piano. Ha le idee molto chiare a quanto pare. Io ricordo alla giuria che questa pavimentazione è molto irregolare e quindi diciamo stare attenti anche a questo, perché comunque le ragazze sono veramente messe a dura prova. Miss numero 8 Alessia Alberti. Alessia ha 19 anni e ama viaggiare. Numero 9 Ariel Ceola. Ariel ha 17 anni e le piace andare in palestra. Miss numero 10 Giada Darugna. Giada ha 17 anni e fa atletica. Miss numero 11 Giovanna Gargiulo. Giovanna ha 17 anni e ama cucinare. Passione che ha trasformato in un lavoro. Miss numero 12 Margherita Casausella. Margherita ha 17 anni e ama viaggiare.
importante. Passo così a presentarveli. La prima a destra è Elena Rostello di Blue Blood Milano. Grazie, con cui scambieremo dopo 4 chiacchiere in merito ai suoi bellissimi gioielli. Nicolò Aldighieri. Fiorella Fantini, curatrice di immagine. Silvia Lovato. Renato Lovato. Il nostro presidente di giuria Stefano Melli. Anna Dalmaso, esperta di bellezza. Gianfranco Visentin, esperto di bellezza nel settore della moda. Bruna Bottin, esperta di moda. Ivo Fambelli, imprenditore. E Barbara Crepaldi, make-up artist. Voglio ringraziare gli sponsor nazionali che ci accompagnano in tutte le tappe di questo 2018. MSC Crociere, che ospita la finale nazionale, che sarà disputata in novembre. Fomex di Castel Gomberto, azienda di stampaggio lamiere. Ilaria Melli Gioielli e l'atelier Deana Biagi. Grazie! Bene, siamo pronti per la seconda uscita delle nostre ragazze. Uscita in abito casual, ricorda alla giuria che il criterio di valutazione è come le ragazze indossano e valorizzano i gioielli di Blue Blood Milano. Grazie! Miss numero 1, Jessica Dunder. Jessica ha 17 anni e la sua passione è la danza classica. Miss numero 2, Chiara Toniato. Chiara ha 21 anni e la passione per i viaggi. Anche tutti i gioielli che Chiara indossa sono Blue Blood Milano. Miss numero 3, Valentina Rossiello. Valentina ha 20 anni e ha la passione per la moda. Anche per lei tutti i gioielli firmati Blue Blood Milano. Miss numero 4, Beatrice Solato. Beatrice ha 19 anni e la passione per l'equitazione. Miss numero 5, Rossella Mani. Rossella ha 21 anni e ama stare con i bambini. Anche per Rossella tutti i gioielli sono firmati Blue Blood Milano.
Miss numero 6 Camilla Trapasso. Camilla ha 19 anni e la passione per la pallavolo. Miss numero 7 Angela Petrovic. Angela ha 19 anni e nella vita vorrebbe diventare una fotomodella. Anche per Angela, come per tutte le altre Miss, i gioielli sono Blue Blood Milano. Alessia ha 19 anni e ama viaggiare. Anche per lei gioielli Blue Blood Milano. Miss numero 9 Ariel Ceola. Ariel ha 17 anni. La sua passione è la palestra. Anche per lei tutti i gioielli sono Blue Blood Milano. Miss numero 10 Giada Danini. Giada ha 17 anni e la passione per l'atletica. Anche lei brilla con i gioielli Blue Blood Milano. Miss numero 11 Giovanna Cardione. Giovanna ha 17 anni e la passione per la piscina. Anche per lei tutti i gioielli sono Blue Blood Milano. Direi che le nostre ragazze sono bravissime nel valorizzare i bellissimi gioielli di Blue Blood. Miss numero 12 Margherita Cataudella. Margherita ha 17 anni e la passione per i viaggi. Anche per lei tutti i gioielli sono Blue Blood Milano. Grazie a tutte le nostre Miss, sono state davvero bravissime. Voglio ringraziare colei che ha permesso di portare in passerella questa sera i bellissimi gioielli Blue Blood, la nostra Elena Rostello.
Grazie mille. Bene, sono state brave le nostre ragazze nel valorizzare i tuoi bellissimi gioielli? Sì, certo. Il nostro motto è ci piace far brillare e questa sera ho visto che brillano. Che è la cosa più importante. Sì, veramente. Il nostro è un marchio tutto italiano e noi puntiamo molto sullo shop online www.bluebloodmilano.com, dove potete trovare veramente una vasta scelta di gioielli in argento e cubi di zirconia di alta qualità e fatti da artigiani nostri italiani che hanno alle spalle una grande professionalità e esperienza. Quindi siamo molto contenti di essere qui in questa festa, diciamo, che è molto bella. Grazie mille Elena, quindi le nostre signore hanno capito che per brillare devono andare su www.bluebloodmilano.com. Bene, grazie mille Elena, voglio omaggiarti con un piccolo pensiero floreale. Grazie mille. Proseguo con l'omaggiare tutte le signore della nostra giuria che questa sera stanno facendo il lavoro più duro, ed è quello di giudicare le nostre ragazze, perché è grazie ai giurati che le ragazze possono sfilare, raggiungere il podio e poi, chi lo sa, andare anche in finale nazionale e stare una settimana nella crociera MSC Crociere e combattere per questa corona, perché alla fine è quasi un combattimento di 60 ragazze che devono vincere la corona, una corona nazionale, una corona importantissima. Siamo giunti all'ultima uscita valutata, forse l'uscita più attesa di tutta la serata, in quanto le ragazze sfilano in bikini, ma le sorprese non sono finite, perché poi avremo un'uscita show in cui le ragazze indosseranno qualcosa di molto molto speciale. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra giuria che si sta sistemando per procedere con l'ultima valutazione. Il criterio ovviamente è il criterio del fisico. Bene, signori e signori, come terza uscita, l'uscita in bikini delle nostre Miss numero 1, Jessica Dunter. Jessica ha 17 anni e la passione per la danza classica. Chiara ha 21 anni e la passione per viaggiare. Anche la scelta del costume è sempre a cura del nostro Miss. Numero 3, Valentina Rossiello. Valentina ha 20 anni e la passione per la moda. Come potete ben notare, le nostre ragazze indossano ancora gioielli Blue Blood. Attenzione che poi a fine serata inviate vostro marito sul sito www.blueblood.com e fate comprare un bel regalino. Vedo le signore che guardano i mariti come dire e adesso ti tocca. Miss numero 4, Beatrice Sorato. Beatrice ha 19 anni e la passione per l'equitazione. Miss numero 5, Rossella Mani.
Isabella ha 21 anni e la passione di stare con i bambini. Miss numero 6, Camilla Fracasso. Camilla ha 19 anni e la passione per la pallavolo. Miss numero 7, Angela Petrovic. Angela ha 19 anni e sogna di fare la fotomodella. Miss numero 8, Alessia Alberti. Alessia ha 19 anni e la passione per i viaggi. Miss numero 9, Ariel Ceola. Ariel ha 17 anni e la passione per la palestra. Ecco, anche i nostri amici a quattro zampe commentano. Miss numero 10, Giada Daluni. Giada ha 17 anni e la passione per l'atletica. Miss numero 11, Giovanna Gargiulo. Giovanna ha 17 anni e la passione per la cucina. Miss numero 12, Margherita Capadella. Margherita ha 17 anni e la passione per viaggiare. E grazie anche a Margherita. Questa passerella con un bel carosello delle nostre miss.
nostra giuria ha finito di votare, il nostro presidente adesso raccoglie le schede e inizia con i conteggi. Per me è arrivato un momento estremamente importante, è il momento di ringraziare tutto lo staff del backstage. In primis colei che mi dà una mano sempre ad organizzare tutto, con la quale ormai c'è un sostegno, una telefonata quotidiana. Se non è per sapere come stai, è per sapere quando organizziamo un'altra tappa. A voi signore e signori, Nives Dalla Pozza! Grazie a tutti, come sempre le ragazze sono bellissime, ringrazio il mio gruppo che mi segue sempre, dei grandissimi professionisti e questa sera vinca sempre la migliore. Anche se per noi che le viviamo sono tutte migliori. Ringrazio il salone Jacqueline e ovviamente Jacqueline e tutto il suo staff, con la quale io e Nives vogliamo omaggiarla. Grazie mille Jacqueline e grazie a tutto il tuo staff. Il salone SN Parrucchieri, ecco che arriva Simone e le sue ragazze. Grazie. Grazie. Babette Estetica di Barbara Crepaldi, che questa sera è in giuria ma che noi vogliamo ringraziare perché oggi pomeriggio ha contribuito a toccare e ad arricchire la bellezza delle nostre ragazze. Grazie mille. Valentina e Lenny Piovan, che oggi pomeriggio hanno truccato le nostre ragazze e si sono presi cura di loro e anche della sottoscritta. Grazie mille, grazie. Nives, io anche per te ho un pensierino. Perché sai come vanno queste cose, no? Ragazzi. E questo è per te. Adesso facciamo tutto noi. Grazie mille allo staff del backstage perché veramente si prende cura delle nostre ragazze, passa il pomeriggio con loro e non solo le coccola, ma in tante occasioni le consola, gli dà forza e tante volte anche gli dà qualche consiglio di bellezza, perché questo siamo noi, siamo un gruppo e prima di tutto vengono le ragazze e il loro bene, poi tutto il lavoro eccetera, ma prima di tutto noi abbiamo a cuore le nostre ragazze ed è la nostra forza. Grazie a tutti gli spettatori di questa sera. Grazie a Vera che ci arricchisce sempre con la sua coreografia floreale e soprattutto che ci aiuta ad omaggiare le ragazze e tutto il personale del nostro staff. Grazie mille Vera. Per favore vieni qua con me a prendere questo applauso, che vedono perché sei anche una bellissima donna. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie mille a tutti. Bene signori, a breve una bellissima sorpresa da parte delle nostre miss. Signore e signori, i costumi di Monique.
presentarvi ogni singolo costume, uno alla volta. Come direbbe Michelucci che era Sanremo, musica maestro.
nostre ragazze. Bene, allora io direi che possiamo iniziare a svelare le 6 vincitrici di questa serata, anche se per me le ragazze vincono sempre tutte, dalla prima all'ultima. Bene, sesta classificata, Miss Bikini di Monique, che vince un bellissimo costume offerto da Monica, è l'aspirante Miss numero 1, Jessica Dunder, con 2234 punti. Ed ecco che arriva anche il premio. Grazie. Quinta classificata, Miss Fashion 2008, partner i nostri saloni di bellezza. Premiano le nostre responsabili del salone Total Look. Quinta classificata con 2388 punti, la Miss numero 5, Rossella Mai. Per lei ho offerto un mazzo di fiori e un cadeau da parte dei nostri saloni che le verrà consegnato dopo. Quarta classificata, fascia di Miss Babette, premia la titolare del negozio Barbara Crepaldi con un mazzo di fiori offerto da I Fiori di Vera. Grazie Vera. E anche per la nostra, ve la prendi pure anche il quarto mazzo, e un piccolo cadeau da parte di Barbara insieme alla fascia. Quarta classificata con 2393 punti, l'aspirante Miss numero 4, Beatrice Sorato. Cadeau floreale. Terza classificata, Miss I Fiori di Vera, vince una fascia e un mazzo di fiori da parte del negozio Fiori di Vera. La fascia adesso se la avvicinano i nostri giurati, e una piccola coroncina. Terza classificata con 2586 punti, la concorrente numero 8, Alessia Alberti.
Bologna, Elena Rossello con La fascia e la coroncina, la concorrente con 2667 punti, numero 9 Ariel Zeola. Chiedo cortesemente allo staff di Villa delle Rose di avvicinarmi con lui o con lei che andrà a premiare la vincitrice. Un grande applauso per Dora che oltre ad averci aiutato nell'organizzazione di questa serata, che ha anche presa cura della serata. La nostra vincitrice avrà la faccia, la corona e un gioiello offerto da Blue Blood Milano con 2679 punti. Vince il titolo di Miss Villa delle Rose 2018